Con un post sui social ha minacciato di far esplodere il comando di polizia locale di San Stino di Livenza, ma non l'ha passata liscia. La polizia locale infatti ha avviato immediatamente gli accertamenti per risalire alla sua identità, così come a quella degli utenti che hanno commentato con espressioni ritenute diffamatorie. E una volta scoperto chi fosse, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per diffamazione aggravata, reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 516 euro. È spiacevole constatare che mentre la polizia locale svolge il proprio compito per garantire la sicurezza, ha commentato il sindaco De Stefani, vi sia chi si permette di insultare e minacciare pubblicamente le forze dell'ordine. E ancora, chi commette questi reati, ha dichiarato il comandante della polizia locale Marchesin, spesso non se ne rende conto. C'è la convinzione che sui social si possa scrivere qualsiasi cosa impunemente. Ma non è così.